il trattore più potente d'Italia e uno dei più potenti al mondo. È il Ford Noemi, 4 motori alimentati ad alcol per un totale di 10.000 cavalli. È una cosa mostruosa, soprattutto per mettere a terra tutto lo sforzo che i motori producono. È un rapporto peso-potenza immenso da concentrare, quindi noi corriamo con 40 quintali e tiriamo circa 290-280 quintali. Questo è il tractor pulling, ovvero trattori modificati che trainano un singolare macchinario con un peso che in base alla distanza aumenta la pressione sulla pista. Una gara tra i motori più performanti ma anche resistenti, di team meccanici affiatati, di piloti di questa Formula 1 agricola. Sarebbe nato qui i cavalli che trainavano dei tronchi di legno e poi siamo passati ai trattori. Senta, ma ho visto qui ci saranno circa 2000 persone, ma che passione è? È una passione perché quando entra una persona il motore è una persona che ti prende e non la molli più. Una folla assiepata ai lati del campo di grano trasformato in pista nonostante il freddo e la pioggia. Signora, ma chi gli fa fare prendere tutto sto freddo qua? No, perché sono appassionata per Ford Noemi. Ad occhio lei è un appassionato di motori. È la prima volta che vengo, comunque è bellissimo. Ma non era meglio andare al cinema oggi con sto freddo? No. No, qua a patir freddo. Vabbè che sono qua del paese, ma mi è sempre piaciuto il tractor pulling, da piccolo mi guardavo i video su YouTube. E nella sfida poi c'è sempre chi rompe. Mostri che assomigliano molto ai trattori di casa nostra, ma anche trattori che hanno fatto la nostra storia. Con la differenza che questi poi tornano anche indietro, pronti ad arare veramente. Oggi qui proviamo i motori nuovi, quelli vecchi, perché anche le tradizioni, le radici contano. Partire dalla storia, partire dall'esperienza per investire nel futuro.